Cari telespettatori, siamo con Paola Fungenzi dello SPCGL di Padova, segretaria, e parliamo di un'iniziativa molto importante. Quando le cose non vanno bene nella sanità, cosa si può fare? Segretaria. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Noi riceviamo un sacco di segnalazioni sulle difficoltà che hanno i cittadini ad accedere, anche semplicemente per via telefonica, non soltanto per avere una prenotazione per una visita, per un esame, ma anche nell'avere una risposta. L'ULSS 6 ha istituito una modalità però online da fare per via telematica, e molto spesso i nostri anziani non sono in grado di poter usare quella strada o quel canale individuato dall'ULSS per poter accedere alle richieste di cui hanno bisogno. Per cui con la CGIL di Padova abbiamo attivato quello che chiamiamo sportello reclami sanità. C'è un medico, si fissa l'appuntamento tutti i martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, perché questo medico sarà un aiuto per le persone che le guiderà ad arrivare ad avere una risposta per esami, visite e controlli. C'è proprio una locandina, apre lo sportello reclami sanità presso la sede CGIL di Padova in via Longhin 117-121 a Padova, giusto? A Padova, in via Longhin. È sperimentale perché vogliamo capire e vedere il tipo di impatto che ha sulla cittadinanza. Per il momento mi rendo conto che non rispondiamo a tutto il territorio, soprattutto a quelli più lontani, perché vogliamo capire come e quante persone risponderanno e avranno poi una risposta esaustiva. Cosa può fare a questo punto il sindacato con questo reclamo? Allora, non è un reclamo, è un aiuto proprio a usare i sistemi informatici per poter sostenere il cittadino alla risposta dell'ospedale. Qualora non ci fosse la risposta, noi nelle sedi opportune, nelle trattative, potremo portare le istanze all'ULSS. C'è un tavolo di trattativa che è costantemente aperto con le organizzazioni sindacali e quindi incidere proprio sulla criticità che viene certificata. Ricordiamo che è aperto ogni martedì. Bisogna portare l'impegnativa, il documento di identità e l'eventuale numero di registrazione al CUP. Però allora a questo punto in questo sportello reclami non si va a reclamare per le liste d'attesa. No, è un modo per superarle, ma non è per abbattere le liste d'attesa nel senso stretto. No, non abbiamo questa possibilità. Per il momento non c'è. Quindi intanto però avvaletevi dello sportello reclami sanità in via Longhin 117-121 presso la sede della CGIL di Padova. Grazie Paola Fungenzi di essere qui con noi, grazie a voi di averci seguito.